Bentrovati cari amici, oggi 13 marzo, Francesco Brasco qui con voi, con lineanews.it. Mettete mi piace sul canale YouTube Linea News Web TV per ricevere l'avviso degli inserimenti dei nostri video. Allora, questa rassegna stampa on demand, oppure rassegna stampa in podcast, come volete chiamare, questo il Corriere della Sera di oggi titola così: tensione sulle nuove regole, l'emergenza coronavirus, Conte difende il decreto, oltre 1000 vittime, più di 15.000 positivi, il governo prepara aiuti per economia e sanità. Poi le regioni dicono chiarezza e misure più dure, questo vorrebbero in particolare la Lombardia. La Morgese: se necessario faremo anche altre scelte coraggiose. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera, la figuraccia della signora Lagarde. Il presidente BCE poi si è scusata, si è corretta: evitare shock finanziari, Lagarde fa crollare i mercati. E il Colle, ovvero Sergio Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica, dice: l'Europa non ci deve ostacolare. Questa è la notizia delle notizie di oggi, che gira un po' su tutte le prime pagine dei giornali. Velocemente La Verità di Belpietro: l'Europa ci dà una mano ad affondare. A questo è riferito, alla boutade di Lagarde. La Lagarde non è Draghi, sfodera una pistola ad acqua invece del bazooka e le borse crollano, meno 16,9% a Piazza Affari, una cosa mai vista, uscita demenziale pure sullo spread, mentre la Corte europea ci multa per gli aiuti al turismo e l'Unione Europea ci volta le spalle. Maurizio Belpietro, questo sulla Verità. Contagiati quasi 700 tra medici e infermieri, manca sangue, quindi ai donatori di sangue andiamo a donare sangue presso i centri, presso gli ospedali anche veneti e vicentino, e nel Vicentino. Ecco, questo è La Verità. Foto centrale: fermi gli altri sport, ma la UEFA pensa ai soldi e quindi vuole spingere, vuole brigare. Intanto vengono fuori in tutte le squadre più o meno d'Europa, in tutti i campionati d'Europa ci sono dei casi positivi al coronavirus. Tasse non ci siamo, solo proroghe e taglietti. Ci vorrebbe qualcosa di più, almeno non pagare l'IVA al 16 di questo mese, cioè questo fine settimana praticamente. Andiamo oltre, questa era La Verità. Il Fatto Quotidiano dice: la fiera di Milano diventa un ospedale, 6 giorni per creare 600 nuovi posti letto, la Lombardia più che mai epicentro del contagi e morti, soluzione alla Wuhan per evitare il collasso dei reparti di rianimazione. Questo scrive il Fatto Quotidiano. C'è sempre un intervento, diciamo, anche di sarcastico, la cattiveria di Spinoza in prima pagina. Russia: emendamenti dalla Costituzione per avere Putin presidente fino al 2036. Dopo ha già preso altri impegni. Questo è la freddura in prima pagina. Salute: oggi confronto governo-sindacati, bonus da 1.000 euro per partite IVA e precari, pronto il decreto per tamponare l'emergenza, casse in deroga, sostegno ai mutui, stop alle tasse. Ecco, anche qui si parla della Lagarde, il crollo in borsa e così via, con Mattarella furioso contro l'Unione Europea. Questi giornali nazionali, ma veniamo subito ai nostri giornali locali. Il Mattino di Padova: il virus attacca anche le fabbriche, contagi, la crescita ora accelera, scattano le quarantene per i lavoratori positivi, reparti a rischio, i sindacati dicono indispensabile fermare tutto per una settimana. Speriamo che sia così e che sia possibile. Tanti articoli e approfondimenti su il Mattino di Padova: parchi chiusi e sanificazione delle strade, così Padova si difende. Guardate qui, di fronte al caffè Pedrocchi in centro. Poi Zaia: piano per gli ospedali e Schiavonia è già pieno, riduzione dell'attività ordinaria.
e così via. Edicole e farmacie sono i presidi, si torna a far spesa al panificio vicino casa e non si va più ai supermercati. Qualcosa di positivo c'è anche per il commercio. E poi scattano controlli per pedoni e bar, quasi 50 denunce nel Padovano. Questo il Mattino di Padova. Veniamo al Giornale di Vicenza e Corriere del Veneto, abbiamo l'edizione vicentina. Allora, il Giornale di Vicenza dice: rianimazioni al collasso nel Veneto, i pazienti colpiti dalla broncopolmonite da coronavirus hanno superato le 100 unità. L'UL7, primo decesso a San Bassiano, primario, e il primario addirittura è positivo, lo racconta la collega Francesca Cavedagna a pagina 4. Poi c'è questa iniziativa di TVA Giornale di Vicenza, Aiutiamo Vicenza, campagna di raccolta fondi per l'emergenza coronavirus con tanto di IBAN per i versamenti. È stato presentato il logo della campagna all'ospedale San Bortolo ieri, gara di solidarietà per gli ospedali dell'ULS 8. A centropagina, regionale per Venezia, Bassano, il treno è sovraffollato, viaggio interrotto dalla polizia, perché succede anche questo nell'articolo di Enrico Saretta che racconta questa vicenda fino a pagina 8. Il convoglio dei pendolari, partito alle 6:14, era talmente sovraffollato che non venivano rispettate le distanze tra le persone. E poi un dramma della gelosia, Isola Vicentina, gelosa della compagna la picchia, badante sarebbe stata vessata a lungo dalla propria convivente. Una donna di 36 anni rischia di finire a processo per i presunti maltrattamenti. E a Montecchio Maggiore venne prestato dal figlio disabile, muore ricoverato dopo un anno di agonia e di ospedale. Si parla anche di altre notizie come la casa di riposo blindata a Schio, nonni in video chat. Insomma, in questi tempi di coronavirus cosa succede? Nicoletta Martelletto, caporedattore, vice caporedattore del Giornale di Vicenza, sigla l'editoriale di oggi, il valore antico dell'esempio. Questo è il titolo. Con questo ci possiamo fermare qui con il Giornale di Vicenza. Veniamo al Corriere del Veneto. Eccoci qua: piano Marshall per gli ospedali, l'emergenza, le misure straordinarie della regione, un Covid hospital per provincia e malati non gravi portati nelle cliniche private. Virus, il giorno più nero, 10 vittime, 9 trevigiane, l'accusa di Zaia, sparito un carico con 500.000 mascherine. Come mai è sparito? Ne parlano Michela Nicolussi e Marco Bonet in questo servizio, pagina 2 e 3 del Corriere del Veneto. L'editoriale di Emilio Randon, Il deserto sulla strada, che racconta la situazione nel nostro Veneto. E poi a centropagina questo articolo: più sicurezza, scioperi nelle fabbriche. Qui si va con Gianni Favero a vedere cosa sta succedendo nel mondo del lavoro, dove purtroppo non ci sono questi presidi per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Pertanto i lavoratori si rifiutano in alcuni casi, dove c'è sindacalizzazione, di andare avanti se non hanno in mano i guanti, se non hanno le mascherine, se non viene rispettata la distanza di sicurezza tra le persone, perché c'è il rischio anche nei posti di lavoro di contagio, evidentemente. E poi altre notizie di cronaca. Viene riportato anche qui il caso di Montecchio Maggiore, picchiato per i soldi, muore in ospedale dopo un anno di agonia. È deceduto Francesco Pangallo, il figlio lo aveva aggredito. Queste insomma sono le notizie principali di oggi. Noi ci fermiamo qui e una buona giornata a tutti da Francesco Brasco. Ma ricordiamo che è in edicola, questa non è in edicola, scusate, questa è la novità di oggi, il Sport Vicentino. Vediamo se riusciamo ad accendere il tablet, perché è una novità per Sport Vicentino, e cioè la novità è che io resto a casa con Sport Vicentino, edizione tutta digitale che potete scaricarvi da www.sportvicentino.it, con l'edizione che viene raccontata, come vedete, proprio sul
sul PDF, sul web, quindi potete scorrerla sul telefonino, sul tablet, sul computer a casa con tante notizie, ad esempio anche un bel intervento del professor Romano Cappellari sul calcio, docente di economia e marketing, che spiega anche la situazione cosa sta succedendo, e poi l'intervento di Michele Nicolin, responsabile dei giovanili del Vicenza Calcio, dell'Anerossi Vicenza Virtus, e tante altre notizie, tra cui un'inchiesta anche tra gli sportivi delle diverse squadre, basket, pallavolo, rugby, a Vicenza, per capire come si stanno allenando in questo periodo, questo difficile periodo. Ci fermiamo qui con Sport Vicentino e intanto buona giornata a tutti.